Presidente Carlo Antiga, oggi è una giornata importante, si è appena conclusa per il secondo anno consecutivo un'assemblea a distanza. Qual è stata la partecipazione dei soci? Devo dire che la partecipazione dei soci anche quest'anno è stata veramente esemplare, abbiamo raccolto quasi 900 deleghe, purtroppo solo alcune non sono risultate idonee perché magari mancava qualche elemento, però devo comunque ringraziare veramente molto la vicinanza e la comprensione dei soci in una situazione come questa, quella pandemica, che ci costringe purtroppo a fare le assemblee a distanza. A più di un anno dall'inizio della pandemia in Italia, qual è la situazione del nostro territorio? Sì, la situazione risulta essere abbastanza a macchia di leopardo in realtà. Ci sono delle realtà, soprattutto quelle che sono a contatto con il pubblico, che ovviamente sono quelle che hanno subito e stanno subendo più di tutto gli effetti della pandemia. Per queste chiaramente ci sono delle moratorie, ma abbiamo fatto anche noi come banca dei provvedimenti di sovvenzione e di sostegno chiaramente a questo tipo di imprese. È ovvio che ci deve essere per un sostegno reale l'intervento anche non soltanto delle banche ma anche e soprattutto dei provvedimenti legislativi che possono mettere in sicurezza non soltanto quindi le imprese ma anche i dipendenti e tutto il sistema. Il problema pandemico non è un problema che si risolve singolarmente, è un problema che si risolve nel suo complesso. E quale può essere il contributo della banca alla ripresa anche sul piano sociale in questa fase di transizione? Il credo cooperativo credo sia, oltre ad essere virtuoso, soprattutto per la sua presenza nella mutualità, nella sussidiarietà, nella solidarietà, è un movimento anche resiliente che trova nelle difficoltà la capacità e la forza di sapersi adattare, ma anche di applicare tutte quelle energie, quelle risorse per resistere a queste situazioni. Come banca siamo vicini chiaramente ai nostri soci, ai nostri clienti, proprio perché è un momento in cui bisogna resistere, saper guardare il futuro con ottimismo. Io sono convinto che per alcuni forse ci sarà maggiore difficoltà, ma credo che in generale riusciremo a superare, una volta risolto il problema sanitario, riusciremo a superare questa crisi in maniera veramente esemplare. Questo è un momento difficile, ma grazie all'unione e alla forza di tutti riusciremo a superarlo. Direttore generale Girolamo D'Adalto, quali indicazioni possiamo trarre da questa assemblea che si è appena conclusa? L'Assemblea ha approvato un bilancio che possiamo definire ottimale sotto i diversi profili, sia sotto il profilo economico, perché l'utile che superi i 18 milioni come utile netto è un risultato molto importante nonostante il difficile periodo che abbiamo attraversato. Un secondo aspetto riguarda il profilo patrimoniale. Il nostro patrimonio si è rafforzato e ormai i fondi propri ai fini di vigilanza sfiorano i 400 milioni di euro. Abbiamo un CET1 del 24%, superiore al 24%, e anche questo è un altro significativo indicatore che attesta la nostra solidità patrimoniale. Infine, l'altro aspetto, quello qualitativo, abbiamo una copertura degli NPL di crediti deteriorati del 70%, quindi molto rilevante, e abbiamo un rapporto fra NPL lordi e impieghi che è sotto il 5%, e anche questo è un altro risultato che attesta la qualità dei nostri attivi creditizi. Quindi il bilancio è un bilancio molto positivo, sia perché siamo riusciti ad affrontare le difficili sfide che la pandemia ci ha messo di fronte, sia anche perché nonostante questo abbiamo ottenuto dei risultati che ci fanno ben sperare per il futuro.